Il 10 dicembre del 1926 Grazia Deledda ricevette il premio Nobel per la letteratura, una data che è rimasta nella storia non solo della cultura italiana, ma che ha rappresentato un riconoscimento che è andato a quell'Atene dei Sardi che aveva nella scrittrice uno dei suoi protagonisti. Una fioritura straordinaria di talenti, non solo in campo letterario, ma anche delle arti figurative, che risulta ancora oggi sorprendente se si considera la marginalità che il capoluogo barbaricino aveva avuto sino ad allora non solo in campo culturale, ma anche sociale e politico, in ambito sardo e italiano. Tra i grandi protagonisti di quella eccezionale stagione culturale c'era anche Sebastiano Satta, poeta, avvocato, intellettuale, di cui nei giorni scorsi si è celebrato il centenario della morte. E proprio la vicinanza delle due ricorrenze ha spinto l'ISRE e l'Istituto Superiore Regionale Etnografico a dedicare la giornata dell'Indiana, che si celebra oggi, anche alla figura di Sebastiano Satta. Due grandi nuoresi accomunati da una sostanziale sottovalutazione della critica letteraria italiana che li relegava tra gli autori minori non degni di essere studiati nelle scuole del Regno prima e della Repubblica poi. Ma se il riconoscimento internazionale diede alla Deledda una dimensione che non poteva più essere ridotta alla dimensione locale, per Sebastiano Satta i giudizi trancianti espressi dalla critica, più pesante dei quali quello di essere un epigono di Giosuè Carducci, sono stati duri da sovvertire, anche se negli ultimi anni si è iniziato un processo di revisione che ha ridato al Vate di Barbagia la sua giusta dimensione. Il convegno nei giorni scorsi, organizzato nell'anno sattiano, è stato da questo punto di vista netto e ha fatto giustizia di anni di sottovalutazione. Nella giornata di oggi Deledda e Satta sono stati rievocati e affiancati nel corso del dibattito che ha visto come protagonisti studiosi e antropologi. I lavori del convegno, dal titolo Oralità, poesia e narrazione tra Sebastiano Satta e Grazia Deledda, sono stati aperti dal saluto del presidente dell'ISRE Bruno Murgia e dal sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi. Alla giornata di studi sono intervenuti tra gli altri Ugo Collu, Francesco Bacchis, Duilo Caocci, Maria Mereu e Paolo Zedda, che si sono soffermati sul legame tra gli autori e il territorio che li ha espressi. Stasera alle 17 si svolgerà l'appuntamento Sebastiano Satta e la gara poetica, che vedrà un convegno sul tema della poesia estemporanea. È una gara poetica con la partecipazione di Bruno Agus, Dionigi Bitti e Giuseppe Porco, accompagnati dal tenore Associazione Culturale Populos Tenore Nugoresu.